Come vi dicevo, la Regione in ambito digitale ha una programmazione triennale che viene fatta con questa agenda digitale e adesso appunto è operativa l'agenda digitale 2025. È stato il frutto di un percorso di collaborazione con gli stakeholder locali perché abbiamo lavorato andando appunto a sentire il territorio, di cosa aveva bisogno in ambito digitale, quali erano le tematiche da affrontare e da questi vari confronti è nata appunto l'agenda digitale che si divide fondamentalmente in 4 pilastri, in 4 ambiti di competenza. Quindi abbiamo quello delle competenze digitali, quello delle infrastrutture, quello dei servizi e quello dei dati. Quello di cui si occupa principalmente il mio ufficio è quello che riguarda le competenze digitali e i dati. Marginalmente anche la parte dei servizi. E a loro volta questi ambiti si suddividono in altri, noi li abbiamo chiamati ecosistemi, proprio per il fatto che sono tutti settori che noi abbiamo diviso, che però in verità poi interagiscono sempre fra di loro. E quindi insomma rispondendo un po' all'esigenza di rendere la regione del Veneto una regione più attrattiva, più coesa e più sostenibile, abbiamo appunto individuato questi 9 ecosistemi: cultura, sviluppo economico, il turismo per aumentare l'attrattività, la pubblica amministrazione, la sanità sociale, il lavoro e la formazione appunto per quanto riguarda la coesione e infine in un'ottica appunto di aumentarne la sostenibilità abbiamo l'agricoltura, l'ambiente e il clima, la mobilità e i trasporti. Quindi le variazioni poi che come direzione ICT programmiamo si collocano in questi diversi ecosistemi. Il percorso di attuazione, diciamo, di questa agenda ha un approccio duale, nel senso che favoriamo da un lato nel breve periodo la diffusione di quello che abbiamo già, di soluzioni che sappiamo che già funzionano e che magari hanno bisogno però di essere diffuse ancora di più sul territorio, e dall'altro progettando e avviando tutti invece progetti nuovi che riguardano spesso tecnologie di frontiera. E quindi appunto abbiamo di fatto 3 ambiti temporali, quindi uno a breve termine dove promuoviamo quello che esiste già, uno a medio termine dove magari partiamo sempre da qualcosa che esiste già e però magari lo miglioriamo e lo implementiamo e anche sì, promuoviamo questi servizi, e poi un obiettivo a lungo termine che appunto butta sempre uno sguardo sulle nuove tecnologie e su come possano essere utilizzate sempre in un'ottica di utilità ai cittadini per migliorarne insomma la vita e la fruibilità dei servizi che la pubblica amministrazione offre. Qui vedete un breve percorso, un breve, ormai anche un lungo percorso della direzione ICT che sta facendo in tema di open data e competenze digitali in generale, perché il nostro primo progetto sugli open data, che ormai, come ha detto anche Paolo Carlucci nella presentazione del progetto di For Growth, sono considerati il patrimonio, no? Un po' il petrolio del XXI secolo, e sono una fonte enorme di informazioni che però devono essere usati con competenza e criteri, perché altrimenti il dato di per sé non dice nulla.
Quindi siamo partiti ancora nel lontano 2012 con un primo progetto europeo sugli open data e poi in ambito digitale abbiamo sviluppato vari progetti anche del territorio della regione per iniziare proprio a far conoscere il mondo del digitale al territorio, quindi aprendo nel marzo del 2014 i centri P3A, che erano dei luoghi dove i cittadini potevano andare per richiedere un primo supporto digitale. E, dopodiché si è proseguito finanziando i Fab Lab, che sono questi laboratori di artigianato digitale. E poi nel 2018 abbiamo preso, diciamo, un po' in eredità i risultati di Homer e abbiamo sviluppato un altro progetto con un focus sugli open data, che era appunto Odeon, che poi è continuato con il progetto DEAS. Adesso qui DEAS lo vedete in corso, ma in verità anche DEAS è un progetto che si è concluso. E quindi adesso arriviamo qui nel periodo un po' più vicino a noi. Nel marzo 2019 è stato lanciato un bando per la creazione degli Innovation Lab, che di fatto lo possiamo considerare quasi il risultato di tutti i precedenti progetti, sia europei che regionali, nel senso che anche qui si è cercato di fare tesoro di tutto quello che si era imparato negli anni precedenti, e quindi si è voluto sviluppare questo progetto degli Innovation Lab, e oggi contiamo 13 Innovation Lab sul territorio della regione del Veneto, che appunto sono diventati un punto di riferimento per la regione del Veneto in ambito di competenze digitali, e dove vengono ancora adesso continuano ad essere sviluppati dei percorsi, dei webinar, della formazione rivolta appunto ai cittadini in ambito digitale. E arriviamo poi qui, insomma, ai giorni nostri, negli anni più vicini. Quindi adesso abbiamo in corso 2 progetti europei, uno che è Arpocrates, finanziato nel programma Horizon. Qui c'è un refuso, nel senso che è iniziato, nel 2022, non nel 2020, che è un progetto sulla cyber security, che è un altro tema di grandissima attualità, perché ovviamente l'utilizzo di tutti i dati aperti inevitabilmente comporta un aumento del rischio dell'utilizzo di questi dati, e quindi è necessario rafforzare la sicurezza in questo ambito. Il progetto di For Growth che abbiamo qui oggi presentato, e poi a livello nazionale c'è questa nuova misura a valere sul PNRR per l'apertura di questi punti digitali facili. Anche questo bando qui, che attualmente è in corso, raccoglie l'eredità degli Innovation Lab. Quindi gli Innovation Lab avevano le cosiddette palestre digitali. Queste palestre digitali oggi, con il nuovo bando del PNRR, diventano dei punti digitali facili. Sono usciti 2 avvisi, uno si è già chiuso ed era appunto rivolta alle realtà già esistenti degli Innovation Lab, e hanno risposto in 9, quindi ad oggi abbiamo 9 hub presenti che coordinano una rete di 106 punti digitali facili. E invece è uscito un secondo avviso a fine ottobre, avviso che è ancora aperto e resterà aperto fino alla fine di gennaio, rivolto ai comuni o alle loro aggregazioni che vogliono appunto aprire questi punti digitali facili, perché l'obiettivo che ci è stato assegnato dal PNRR come Regione del Veneto è di aprire 234 centri di facilitazione digitale entro il 2025,
e di raggiungere 188.000 persone uniche che verranno registrate perché hanno usufruito di un qualche servizio all'interno di questi centri di facilitazione digitale. Quindi appunto, come vi dicevo, con il primo avviso ne abbiamo consolidati 106, adesso è aperto un secondo avviso e è probabile che ne sia aperto anche un terzo, perché come vedete il target da raggiungere è abbastanza sfidante, perché sono 234 i centri da aprire, e anche questi sono centri di facilitazione rivolti ai cittadini, dove appunto un cittadino potrà accedere sia per fare dei percorsi individuali di alfabetizzazione digitale, sia per partecipare a corsi invece in aula, in presenza di gruppo, e anche per ricevere un'assistenza one to one, che può essere su non so come attivarmi Speed, non ho capito, non riesco a trovarmi la mia ricetta nel fascicolo sanitario, e quindi proprio per aiutare i cittadini nell'aumentare le proprie competenze digitali, perché se poi il bando del 2019 su Innovation Lab aveva un focus particolare sugli open data, quindi soprattutto sul fatto che i comuni e le pubbliche amministrazioni iniziassero a prendere come abitudine quella di pubblicare tutti i dati che ha a disposizione in formato open data sul portale della regione, perché poi da questi dati gli utenti, che possono essere i cittadini, ma può essere l'università o possono essere aziende, possono sviluppare progetti di ricerca o possono addirittura creare app o servizi digitali partendo da questi dati. Se da un lato appunto con questo bando abbiamo cercato di incentivare il settore degli open data, dall'altra bisogna anche aumentare le competenze dei cittadini che sappiano riconoscere ad esempio che cos'è un open data, se incappano nel portale dati.veneto.it della Regione Veneto, capire di che cosa si tratta, se gli può essere utile o no, e così come diciamo aumentare le proprie competenze digitali, che nel corso degli anni diventerà una skill sempre più fondamentale, di cui non potremmo fare a meno, proprio per accedere anche proprio ai servizi della pubblica amministrazione. L'altra azione che abbiamo sempre in ambito digitale è quella che verrà lanciata nel nuovo programma FES 2021-2027, e anche questo qui, anche in questo caso sono stati destinati 10 milioni di euro. L'azione è ancora in via di definizione, quindi non so ancora indicarvi quali saranno i beneficiari, però ve l'ho riportata qui per darvi insomma un attimo un'ottica generale su quale sia appunto la programmazione a lungo termine della direzione ICT in questo tema, e che quindi, seppur sempre in ambiti diversi ma complementari, cerca di mantenere un costante finanziamento. Ecco. Come vi dicevo, finora tutti i nostri bandi, le nostre azioni sono state rivolte appunto a comuni o aggregazioni di comuni. È probabile che per quanto riguarda il FESR ci sarà anche un'apertura probabilmente alle imprese. Però non c'è ancora nulla di certo. Certo è che se qui c'è comunque chi ci ascolta, qualche impresa che è interessata a lavorare comunque nell'ambito del digitale, può sempre collaborare con i comuni che parteciperanno, che aderiranno a questo bando per l'apertura dei centri di facilitazione digitale, e vedere di proporsi per collaborare con loro e
offrire dei servizi. Questo perché appunto noi come direzione spingiamo sempre in quest'ottica di open innovation, no? Che è questa modalità di collaborazione tra soggetti diversi, per cui sì, è vero, tante risorse sono sempre in mano alla pubblica amministrazione che ha la competenza magari di conoscere il territorio e di sapere quali sono i servizi che vanno utilizzati, che servono al cittadino, però dall'altro magari ha bisogno delle competenze specifiche e tecniche del tessuto imprenditoriale. Quindi io ho finito.